Voi chi siete? Noi siamo quelli della Carbonera di Castellet, Quei veri? quei veri. E come si fa sta carbonara? Allora, la carbonera si fa le proporzioni: 1 chilo di farina, 2 di formaggio e olio, quanto basta. Bella, bella ricca. Eh sì, Tempi? molto sostanzioso. Tempo 1 ora e mezza. Però c'è tutta la preparazione del formaggio. C'è tutta la preparazione del formaggio, che va tagliato il formaggio, va pulita la crosta e poi va tagliata la crosta da una parte e il formaggio dall'altra. Che formaggio? Formaggio dal Baldo principalmente, e Monte Veronese, ecco, diciamo formaggi magri. C'è differenza di tempi, vero, per la crosta e per il formaggio? Certo, prima si mette la crosta e i formaggi duri, stagionati, e poi quelli più teneri. E dopo muscoli? E dopo tanta forza di gomito, olio di gomito. Perché quest'oretta, 3/4 d'ora bisogna Bisogna stare lì. continuare a menare, Perché? perché sennò si attacca al parol. Sì, e se si attacca va via tanto Certo. Sa de brusin. Il formaggio a che punto viene inserito? Oh, dopo circa una mezz'ora della cottura della polenta. Quando capite che è pronta? Beh, è pronta quando fila la polenta, quando fila. Questo è l'ultimo momento della carbonera, L'olio. che va aggiunto l'olio d'oliva. Fatto a Castelletto? È l'olio di Castelletto di Brenzone. Va messo alla fine perché? Va messo alla fine perché non deve cuocere, deve essere assorbito crudo. Deve accompagnare il gusto, deve Deve, arricchirlo. deve accompagnare il gusto e deve essere assorbito. Naturalmente la quantità dell'olio è diciamo in conseguenza del formaggio, perché se il formaggio è grasso ne andremo a mettere meno olio, Certo. se invece è magro allora mettiamo più olio. Quindi qua che vuoi l'occhio? L'occhio perché praticamente capiamo quando la polenta ha assorbito l'olio. Ma qua che è la vostra esperienza qua? Certo, Anni e certo, anni. anni di carbonere E di assaggi anche. e anche di assaggi. No, perché certo. mi guardo in faccia e capisco che...